Buonasera cari telespettatori, eccoci con questa nuova puntata dello Scrigno, seconda del mese di ottobre. Una puntata, una produzione che sarà dedicata al mondo delle stelle. Non è la notte di San Lorenzo, ideale per scrutare il cielo, ma cercheremo appunto di affascinarvi con questa grande passione che coinvolge soprattutto il Centro Friuli. Abbiamo modo di cominciare con Paolo Corelli, che è il coordinatore degli astrofoli dell'Alpe Adria. Intanto diciamo subito chi rappresenta Corelli. Diciamo che Alpe Adria è un insieme di associazioni che raccoglie non solo quelle che stanno sulla nostra regione, ma anche quelle che ci sono sul territorio sloveno e croato. È un coordinamento non ufficiale, ma così di interesse condiviso che che lega questi gruppi una volta all'anno in un incontro che viene fatto di volta in volta in paesi diversi, in città diverse, a seconda dell'organizzazione. Ecco, lei ha a supporto delle immagini dei personaggi importanti, no? Sì, diciamo che quest'anno sono 20 anni che esiste questo coordinamento, che è sorto appunto nel 1990, e abbiamo pensato che sarebbe stato carino ricordare alcuni personaggi che hanno un po' fatto l'astronomia in Friuli. Ho suggerito la cosa e vedo che l'avete accettata volentieri, e quindi le persone che io vorrei ricordassimo qui questa sera, che hanno un po' aperto la strada all'astronomia, all'astrofotografia friulana, che oggi non ci sono più, e sono Corrado Caravello di Colugna, Luigi Venturini di Gemona, e ho voluto inserire anche Guglielmo Pellegrini, anche se la sua posizione è un po' diversa, perché era un costruttore, però è diventato famoso a livello nazionale perché i suoi telescopi costruiti a San Daniele li ha venduti un po' dappertutto. E questo diciamo dagli anni 70 in poi, quindi sono un po' storia dell'astronomia, diciamo, sono più di 30 anni, quasi 40, che viene fatto questo tipo di attività. Ecco Corelli, mentre lei ci raccontava queste cose, abbiamo già visto le immagini, le istantanee di questi personaggi. Ma nel tempo, come è cambiato l'affetto verso le stelle in Friuli? È aumentato o no? Diciamo alti e bassi, possiamo dire. Ci sono stati dei periodi di intensa attività anche dettati da un certo tipo di fenomeni. Per esempio, quando c'è stata la cometa di Halley c'è stato un fervore notevole un po' a livello mondiale, quando c'è stata il Bob uguale. Ci sono dei periodi in cui ci sono dei fenomeni spettacolari e tutto il mondo ne parla, e naturalmente gli astrofili sono in prima linea. Altri periodi in cui gli astrofili fanno dell'attività sempre con interesse, con passione, con dedizione, però forse un po' in sordina, quindi vengono un po' dimenticati, ma non è giusto secondo me, perché è tutta gente che spassionatamente dedica lavoro, energie e anche denari alla volta per studiare sì a livello personale, ma spesso per divulgare e trasferire queste informazioni al vasto pubblico. Grazie, vediamo da casa, un applauso per la sintesi, perché siete in tanti e quindi... Buonasera. Buonasera. Lei è il presidente? No, io vice, lui è il presidente. Io vedo presidente da tutte le parti. Scusami, vice. Allora, spieghiamo, dicevo prima, tutto inizia quella sera con Piermauro Zanin, sì. A Parceno Fasino, eccoci qua. Dopo un mese, no, meno di un mese forse. Sì. Allora, cominciamo con voi, con Talmassons. Differente. Raccontaci un po' che cosa succede all'osservatorio di Talmassons, dovremmo avere anche delle immagini. Beh, devo dire che innanzitutto il circolo è nato nel 1992 ad opera di 9 appassionati, che poi piano piano si è ingrandito. Nel 2001 abbiamo ottenuto l'osservatorio astronomico grazie anche all'amministrazione comunale, e poi sempre più diverse scoperte, anche noi come gli altri, diverse attività divulgative e scientifiche, e avanti così. Allora, se andiamo, ecco, lasciamo le immagini, chiedo al sindaco che è arrivato un po' dopo, Piermauro Zanin, vieni, di Talmassons ci sei tu poi? Vieni. Beh, siamo tutto il gruppo qui dietro. Ecco, così possiamo metterci qui un attimo. Allora, spieghiamo un po' l'attività che si fa, quanti siete? Beh, attualmente siamo circa una settantina, 70-80. Poi che effettivamente lavorano, che praticano nel vero senso della parola, siamo una ventina. L'attività, come dicevo, è sia divulgativa che scientifica.
Io mi occupo ad esempio più della parte divulgativa, mentre il Presidente della parte scientifica, ognuno abbiamo i nostri ruoli, i nostri compiti. Ecco, Presidente, perché a Talmassons è nato questo centro di osservazione? Eravate in una posizione privilegiata oppure ha detto no, mettiamo in pratica le nostre... C'è un motivo particolare? No, più che altro perché per la locazione, per riunire tutti quelli che sono, diciamo, a sud di Udine. Difatti i nostri 70-80 iscritti sono la maggioranza del medio-basso Friuli. Cioè ogni associazione, bene o male, raccoglie il bacino di utenza che ha nei dintorni. Noi Talmassons prendiamo tutta la zona che va da Cerviniano, Lignano, la Tisana, Codroipo, quindi tutta la zona bassa. Insomma. Ecco, attrezzatura come state? Abbiamo un telescopio autocostruito che adesso diciamo è piccolo ma funziona e come diceva il vicepresidente stiamo lavorando bene, insomma. Siamo ancora al pari degli altri. Allora, andiamo dagli altri ospiti, poi magari torniamo. Lei si chiama? Mariuzzo Fabio. Ecco, Mariuzzo, lei quante volte va al centro di Talmassons? Bon, dipende, ognuno ha la sua aspettativa. Io vado 2 o 3 volte alla settimana e poi lavoro tanto a casa, quindi... E quando dice che lavora tanto a casa, che cosa vuol dire? Bon, io mi dedico all'osservazione solare. Io seguo l'osservazione solare, quindi la faccio anche Come da sta il casa. sole? Il sole sta un po' tranquillo, un po' troppo tranquillo, diciamo. Ma lei è di Talmassons Io sono argentino. e si sente? Si sente Un accento abbastanza maradoneta. Sì.